Bartolotti, per cui anche le regioni assumono un ruolo nella gestione delle infrastrutture. Il commento di Riccardo Riccardi, assessore ai trasporti della regione Friuli-Venezia Giulia, il vice commissario per la terza corsia della 4 Venezia-Trieste, alla notizia del voto del Senato che impegna il governo alla costituzione della società mista ANAS Regioni per la gestione del tratto a nord-est della 4. Sempre rimanendo in tema, la relazione dell'amministratore delegato Dario Melò sul primo incontro del tavolo tecnico con l'ANAS per la verifica del piano finanziario della terza corsia della 4 Venezia-Trieste sarà domani il punto centrale del CDA di Autovie Venete. Parliamo anche di alta velocità e parliamo con Gianfranco Pavan, ospite dei nostri studi nel vicino Veneto, con Rosario Padovano. 2 minuti, grazie. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato l'ex assessore all'urbanistica del comune di Portogruaro Gianfranco Pavan, perché si parla tanto di terza corsia che decolla, completamento di A28, ma nessuno parla di un'altra struttura, di un'altra infrastruttura importantissima per il territorio che concentrerà su Portogruaro gli interessi di molte aree, ovvero l'alta capacità. Pavan. Sì, la settimana scorsa la Comunità Europea ha deliberato il finanziamento di 80 milioni di euro per la progettazione di alcune opere, infrastrutture da realizzarsi in Italia, e tra queste anche la Venezia-Trieste per quanto riguarda l'alta velocità. Ora, la delibera CIPE del 2002 prevedeva che la stazione di Portogruaro fosse una stazione intermedia tra Venezia e Trieste, dando ovviamente a questo territorio delle grandi opportunità economiche, delle grandi opportunità per il turismo di quest'area e soprattutto per la comunicazione. È un'opera che non interessa esclusivamente Portogruaro e il portogruarese, ma interessa sia il pordenonese che la bassa friulana, così come Oderzo, lo Pitersino. Quindi io credo che su quest'opera tutta l'attenzione dei nostri amministratori e dei nostri politici debba concentrarsi, perché è un'opportunità altrettanto importante di quelle che possono essere le ricadute che dà una mobilità su rotaia piuttosto che su gomma. Ovviamente le ricadute per questo territorio sono di qualità della vita, perché si sa benissimo che la comunicazione su rotaia, la viabilità su rotaia è di gran lunga migliore e meno impattante che quella su gomma, ma non è l'unica opportunità. Dobbiamo assolutamente recuperare quanto previsto dalla delibera CIPE del 2002 e quindi rilanciare la candidatura di Portogruaro come stazione intermedia tra Venezia e Trieste. Bene, ringraziamo dunque Gianfranco Pavan per questo suo intervento a alta capacità molto importante per il territorio. Quindi tramontata l'ipotesi di fare un'alta capacità sul litorale, secondo lei? No, quella era un'esigenza che è nata esclusivamente per bissare un impasse che si era prodotta appunto dalla delibera CIPE, e ha fatto bene l'assessore Chisso a fare quella proposta. Noi siamo ovviamente oggi per riconfermare la realizzazione dell'alta velocità complanare all'autostrada con l'entrata alla stazione di Portogruaro attraverso la Portogruaro-Treviso e le altre opere già previste. Grazie, linea allo studio. Allora, non esiste alcuna ipotesi di candidatura né di partecipazione. Parliamo adesso dell'elezione all'ambito Bibione Caorle del nuovo presidente dell'APT, Sergio Bonancin. Il servizio. Sergio Bonancin, nuovo presidente dell'ambito APT Bibione Caorle. Dunque, una nomina un po' inattesa, ma lei davvero ci credeva? Ma io so una cosa, che le persone che lavorano per il territorio, che lavorano per la propria gente, prima o dopo vengono impiegate perché c'è bisogno di disponibilità e naturalmente io sono disponibile per lavorare per la nostra gente, per il nostro territorio, per il nostro litorale, per la nostra provincia, per il nostro comprensorio in questo caso. Quindi secondo me bisogna fare sinergia fra tutti gli operatori, fra tutte le istituzioni e portare avanti il nostro territorio come abbiamo saputo farlo fino adesso, come hanno saputo farlo i nostri imprenditori negli anni scorsi, e quindi diciamo che è nelle cose, diventa una normalità. Mi perdoni Bonancin, lei ha parlato di sinergia, di fare squadra, ma perché a Caorle non la vogliono? Ma Ho letto sui giornali. Non mi risulta, io ho parlato con quelli. Ci sono stati dei contrasti sulla sua nomina? Non lo so, non mi risulta. Io ho parlato col sindaco,
ho parlato con quelli dell'Ascom, ho parlato con qualche albergatore. Sono tutti d'accordo sul suo nome, almeno loro? Io non lo so perché non sono di Caorle, però i rappresentanti di Caorle ha il direttore in seno Massimo David, che fa parte dell'amministrazione comunale. Oggi ho letto tante cose, anzi i giorni scorsi ho letto tante cose sui giornali che purtroppo non sono vere, però sa, i giornali dicono si lasciano scrivere, la gente li legge e poi naturalmente valuterà. l'importante è fare chiarezza. Sì, l'importante però è essere concreti e quindi i fatti renderanno merito alle cose e alle persone. Riunione